Eccola per la pasta unita ai pomodorini e al basilico e alla mozzarella fatta raffreddare. Questo è il risultato finale. È una quantità abbastanza industriale, per cui per ben 2 giorni ci basterà, avanzerà. Ho già provato il sapore, è delizioso e buon appetito a tutti quelli che mangiano alle 7. Io comunque ripeto, fino alle 8:30 la deposito in frigorifero perché non mangio fino a prima di quell'ora. Poi vi consiglio anche, se siete amanti delle cose fredde, questa, questo qua, la carne salata del Trentino, ideale per carpaccio. Si aggiunge solo un figlio di olio di extravergine e a piacere scaglie di rucola e grana, ma io la mangio senza niente perché è buona lo stesso, la carne salata del Trentino.